Sabuda. Bella ragazzi, qui è Sabud e siamo qui con un nuovo video su Black Ops 2. Intanto qui nella partita mi ero fermato perché stavo scrivendo una cosa in chat ai miei compagni. Vi introduco brevemente la partita, questo è un commentary, non è un live. Ho fatto una partita decente, l'ho scelta per fare un piccolo commentary. Allora, era una partita 3 contro 3 contro 3, dove praticamente si ha una squadra da 3 e si gioca contro altri 6, sempre divisi in due squadre. E era un'uccisione confermata. Ho usato all'inizio il TAR, che poi ho cambiato nei miei P7 semplicemente perché mi sembrava avevo il silenziatore, quindi non volevo essere scoperto perché era abbastanza tattica. Era sicuramente, cioè, è sicuramente tattico questo tipo di partite. Allora, le ricompense avevo un UAV, gli approvvigionamenti e quella specie di, non mi ricordo il nome, il missile puntamento, quello che praticamente lasci tre punti e loro e cade in tre posti. E... Ho scelto questa partita perché è stata molto bellina. Allora, vorrei affrontare, cioè molto bellina, oddio. Una partita simpatica perché stavamo perdendo verso la fine. E poi alla fine mi sono ritrovato a fare dei numeracci tutti in una volta, doppie su doppie. Allora ho detto, dai, che figo, mi sono infogato in questa partita. Rendiamo partecipi tutti i 3500 passa iscritti che siete, sperando che lo vedete tutti. Ne approfitto per introdurre un argomento. Anzi, prima di parlare di quell'argomento vorrei proporvi un altro argomento. Intanto qua, siccome l'ho registrata al cinema, voi non vedete la mappa dove stavo puntando, però vabbè, pazienza, è questione di un secondo in cui non vedete che cazzo stavo facendo. Allora, vorrei chiedervi una cosa prima di tutto. Allora, io non voglio fare il Road to Commander, perché lo fanno tutti quanti, perché è banale, perché è sempre la stessa solfa, eccetera, eccetera. Quindi, a questo punto, vorrei far scegliere a voi che cosa fare. In che senso? Mi piacerebbe fare una serie a obiettivo, nel senso, mi piacerebbe fare qualcosa tipo fai una serie con questo obiettivo, finché non lo raggiungi la serie non finisce. Ad esempio, come faceva Leonida di Melagodo, Monolith, lui faceva Far Road to Quad Feed, cosa che non dovete chiedere a me perché ragazzi io sono scarso, cioè non sono forte, di sicuro non riuscirò a fare una quad feed, soprattutto non col cecchino. E quindi dicevo, consigliatemi che cosa fare. Mi sono arrivati dei consigli. Mi sono arrivati dei consigli che erano Road to Blasphemy, nel senso giocare finché non bestemmio. Però l'ho già fatto in una partita, quindi non ha senso. Oppure giocare cercando di non dire mai la parola Dio, Madonna, tutte queste cose che c'entrano con il clero, non con il clero, con la religione. Però alla fine è stupido perché potrei contenermi quanto e come voglio e quindi alla fine non sarebbe tanto divertente. Mi hanno detto un Road to 5 man feed, però anche questo non... Cioè ragazzi, cioè, è troppo difficile fare una quintupla. Voglio un obiettivo più palpabile, insomma. Una cosa più facile da fare, magari però non troppo, in modo che comunque anche se la faccio una volta, poi è sempre divertente fare altre puntate e non cose del genere. Avevo pensato di fare io un Road to Ratio 5 per... nel senso, una partite finché non arrivo a farne una con Ratio 5 poi cambio serie. Però anche questa è sia difficile che facile, perché Road to Ratio 5, fare Ratio 5 in una partita sul computer, in deathmatch o tutti questi modalità a squadre è molto difficile, quasi impossibile. Mentre su tutti contro tutti è già più su tutti contro tutti non in live è già più facile. Basta fare un non so, 35. 35 hai già un ratio 5. 37 è lo stesso. Più o meno, no, vabbè, quello sarebbe 30. No, vabbè, sì, anche 36. 37 no, però 36 sì. E quindi ragazzi, consigliatemi, lasciatemi qua sotto nei commenti qualche serie che vi piacerebbe vedere da me con qualche obiettivo. Cioè, un road to qualcosa.
E questo mi piacerebbe che lo decideste voi per questa volta. Ehm, Mi piacerebbe molto perché vi renderei completamente partecipi di quella che è la vita sul mio canale, cosa che io ho sempre cercato di fare, rendervi partecipi per decidere voi, aiutarmi a decidere che tipo di video fare, farvi sorprese, tutto questo qua, è tutto questo. Dopo di ciò possiamo passare all'altro argomento. L'altro argomento è quello che ho proposto in un mio stato su Facebook, un stato abbastanza lungo. Cosa ci faccio io su YouTube? Questo è un argomento che, che genera, che, che si genera da un po' di domande che io mi faccio ogni tanto, da qualche giorno, eccetera, eccetera. Perché io, cioè, perché dico io che cosa ci faccio su YouTube? Perché, diciamo, io mi sento quasi un pesce fuor d'acqua. Perché, come ho spiegato nel mio stato, YouTube è un posto di opportunismo, un posto di amicizie finte, dove si succhia l'anima degli altri per cercare di ottenere un po' di vantaggio. E una volta che quest'anima viene succhiata tutta quanta, viene abbandonato. Non dico che io sono stato abbandonato, cioè è successo, ma se lo sono stato sono cazzi delle persone che mi hanno abbandonato, cioè alla fine se mi hanno abbandonato io ci ho perso poco, quindi vuol dire che non ne valeva la pena, però non mi riferisco a quel dolore di essere abbandonato, mi riferisco proprio al meccanismo, mi fa cagare in poche parole. Mi dà fastidio che per avere 300 iscritti in un giorno io mi debba far mettere un mi piace da un'altra persona e una volta che mi mette il mi piace io lo mando a cagare. Non mi piace. Allora, io vi dirò la verità. Io mi sono fatto mettere tanti mi piace all'inizio della mia carriera dai face game. Ma non mi è mai capitato poi di ignorarli, di non rispondere, di non essere ancora amico. Ho continuato sempre ad essere sempre la stessa persona perché io sono contento di non essere un numero, un oggetto, di non succhiare agli altri per ottenere un minimo di vantaggio. Perché io sono una persona e quindi quando chiedo o metto un like a qualcuno, lo faccio in qualità da amico. Un aiuto da amico che chiedo o che ricevo. Perché, cioè, che chiedo o che do. Perché se a me chiedono un like, me lo chiede uno sconosciuto, no, non te lo, cioè, te lo metto. Se vedo il video mi piace, ma se uno sconosciuto mi chiede un like, il video lo guardo. Se un mio amico mi chiede un like, il video lo guardo un pochettino perché sono interessato perché è il mio amico, però mi fido sia delle sue capacità, quindi le posso mettere like, e sia so che essendo mio amico gli devo fare questo favore, cioè gli posso fare questo favore, perché sono un uomo e da uomo tendo a essere vicino ai miei amici, eccetera, eccetera. Questo invece su YouTube non è così. Su YouTube è io ti succhio le palle finché non sono vuote e poi dopo puoi anche tagliartele le palle. Cioè, non so se avete capito la metafora. E questo meccanismo a me non piace per niente. Un altro meccanismo che non mi piace è il distacco tra i fan, chiamiamoli così perché comunque per convenzione, e e gli effettivi youtuber. Mettiamo questo nome molto classista. E a me non piace questo distacco. Per me sono tutti uomini, tutti donne, tutti ragazzi, ragazze, amici, bambini, fidanzati, tutto quanto. Perché siamo uomini tutti quanti, siamo tutti persone. E quindi io non vi tratterò mai da fan, ma sempre solo da persone. Perché come vedete io rispondo a tutti quanti, in tutte le occasioni, per qualsiasi richiesta, per qualsiasi critica, per qualsiasi insulto, per qualsiasi cosa. Cosa che invece non fa la maggior parte delle persone perché magari si sentono superiori. Ah, io ho 80.000 iscritti, non ti rispondo perché tu non sei nessuno. No, sto cazzo, io ho 80.000 iscritti. Tu sei una persona tra quegli 80.000 iscritti che se non ci fossi non sarebbero 80.000. Quindi tu sei fondamentale per gli 80.000 iscritti, nel mio caso per i 3.500. Siete tutti fondamentali e quindi non sopporto l'idea di non dovervi rispondere. E questo, ragazzi, il mio spirito non è spirito da YouTube. Questo è un'arma a doppio taglio, nel senso che è il motivo che mi spinge a continuare perché io mi sento diverso e perché mi sento di dover dare qualcosa in più alla gente che lo merita, che non lo riceve da altri, ma è anche
arma a doppio taglio nel senso che potrebbe anche un giorno portarmi a rompermi i coglioni definitivamente. E qui la partita, ragazzi, è finita. Spero che abbiate visto il rampage della fine. Ho fatto 46-23 e ho confermato 29 bandiere e sono contentissimo di questa partita. E sono un po' meno contento della situazione su YouTube, ma qui lascio a voi i pareri, lasciatemi un commento qua sotto, ci sentiamo bella.